Adesso passo la parola al professor Diego Pani. Grazie a tutti, grazie a Mario per l'invito, alla cooperativa Estarai, anche io ero qui la settimana scorsa, è sempre un piacere venire a Bitti. Oggi è un piacere per me perché vi parlerò di un mio ambiente di studio, ma soprattutto di una mia passione che porto dietro da quando ero alle elementari, quindi è proprio un piacere parlarne. Posso parlare un montone di numeri in inglese, quindi mi dispiace, ma non essere uno buon uomo. Perché oggi vi parlo appunto di rap e di cultura rap. Ho visto che questo è il primo anno di questo bel festival, che mi auguro che vada avanti e che esplori bene quali sono le diverse caratteristiche di questi due generi poetici e musicali. Ho deciso di fare un'introduzione sulla genesi, su come è nato questo genere musicale e di quali sono le sue caratteristiche fondamentali. Iniziamo da cosa dice la Treccani. La Treccani dice che il rap, il significato di rap in inglese è chiacchierata, franca, esplicita, oppure la musica. Rap, un genere musicale nato negli anni 80 al 900 nei quartieri neri di New York, mentre per hip hop parla di un movimento culturale. Questa è una cosa che spesso si sbaglia, perché spesso ci si riferisce alla musica hip hop come si riferisce alla musica rap. Invece no, il rap è la musica parte di questo movimento culturale più ampio, nato appunto nei quartieri neri degli Stati Uniti, che parte appunto di un fenomeno più ampio che si chiama hip hop. Noi oggi parleremo di musica rap, ma ovviamente parleremo anche più in generale di cultura hip hop. E cominciamo dal contesto sociale, dove è sempre difficilissimo dire dove è nato un genere musicale. Non si può dire, molti lo vorrebbero fare, sbagliamo, molti anche in relazione al cantante lo vorrebbero fare spesso. E anche dove. Però è una cosa molto difficile da fare. È difficile per tutte le musiche, è difficile anche per il rap. Però gli storici convergono su una data, che non è la data di nascita, ma è una data in cui tutte le storie dell'hip hop cominciano, perché è la data di una festa dove per la prima volta si sperimentano delle tecniche di performance musicale molto molto particolari. Lo spazio sociale è New York, e New York negli anni 70 è il quartiere del Bronx, che è il quartiere più malfamato di New York. Lontano da Manhattan, lontano dai grandi grattacieli, questo è lo scenario del Bronx, un quartiere che per metà ospita una grandissima discarica a cielo aperto, un quartiere dove i proprietari degli edifici danno fuoco agli edifici stessi perché gli conviene di più che farci abitare gente povera che non riesce a pagare l'affitto mese per mese. Un incredibile scenario di forte degrado e di grande distacco sociale rispetto al centro della città. Uno scenario dove però vivono tantissimi immigranti e dove vive la comunità afroamericana. Una forte componente della comunità afroamericana di New York vive nel Bronx assieme ad immigrati giamaicani, a immigrati portoricani, ad immigrati italiani. Moltissimi immigrati italiani vivono nel Bronx e tuttora il Bronx ha una grande quantità di immigrati italiani, quindi che formano il substrato culturale che vive questo posto, un posto, come ho detto, molto molto difficile. Nel Bronx c'è un palazzo al 1520 di Sedgwick Avenue. E l'11 agosto 1973 un ragazzo che si chiama Clive, ma il suo nome d'arte è DJ Kool Herc, che fa il DJ alle feste, decide con la sorella di dare una festa, ed ha una festa per il ritorno a scuola. È la fine dell'estate, una festa per il ritorno a scuola, e le ragazze pagano 25 centesimi per entrare, i ragazzi 50 centesimi, perché è normale, la tradizione che l'uomo deve pagare di più.
E a questa festa DJ Kool Herc è quello che mette la musica, è quello che attraverso i suoi giradischi mette la musica. Che musica fa sentire DJ Kool Herc? In quel periodo New York, come tutti i grandi centri degli Stati Uniti, in questi centri impazza la disco music, è il periodo d'oro della disco music, ma questa non è la musica che si ascolta nel Bronx si ascolta la tradizione afroamericana della musica funk e della musica soul, e questa è la musica dei party, delle feste di DJ Kool Herc, ma lui lo fa ascoltare in una maniera molto molto particolare. Non fa ascoltare tutto il brano, ma fa ascoltare un pezzo di brano, 10, 15, 20 secondi al massimo, 20 secondi è anche troppo, dai 10 ai 15 massimo, un pezzo del brano che si chiama break. Break in italiano sarebbe pausa. Questo pezzo del brano è il pezzo dove il cantante smette di cantare e di solito c'è una figurazione, un pezzo di batteria da sola, magari potrebbe essere una rullata, una figurazione ritmica ad alto impatto, che magari a volte ha anche un giro di basso, c'è la batteria del basso, ma spesso è solo la batteria, quindi un forte impatto ritmico. Lui isola attraverso la conoscenza del giradischi dov'è quella parte all'interno del giradischi, la isola e con 2 giradischi fa sentire solo quella parte. Mentre fa sentire la parte del break, quei 15 secondi, l'altro giradischi prepara un altro break, un'altra parte di 15 secondi. Quindi appena finisce una parte, fa partire l'altra. E così in continuo. Questa parte può essere la stessa, cioè 2 dischi identici, e quindi la parte si ripete, in gergo si dice in loop, si ripete all'infinito, oppure possono essere 2 diversi tipi di break, che generano una performance ad alto valore ritmico che cambia tutto, una cosa che nessuno ha mai sentito e che crea una vera e propria rivoluzione. La tecnica che usa Kool Herc la chiama la tecnica della giostra, tecnica merry-go-round, che in inglese appunto vuol dire giostra. Vi faccio vedere un video dove lui la spiega e fa vedere un po' come si muove tra un giradischi e l'altro. Herc's merry-go-round meant that instead of playing whole records, he would play just the instrumental breaks, mixing between them to create Solo parti strumentale di un disco e di un altro. I started out with Questo è DJ Kool Herc. big pound, hands around, clap your hand, stomp your feet. James Brown. Y'all walk right there, break, boom, I just come with bomb rock. Finisce una parte e un collegamento in continuazione. Agisce con il volume del giradischi, andando dal giradischi all'altro. Bomb rock, but still no vocals in it. And I was going to Baby Yui, the Mexican. E può continuare all'infinito introducendo sempre musica diversa se vuole, ma sempre musica strumentale e sempre pezzi di grande forte impatto. People was like, oh, whoa, everybody was like, yeah, I'm feeling it, oh, yeah, you know? Ed è una vera e propria rivoluzione, una rivoluzione che arriva in tutte le feste organizzate nel Bronx. Diversi ragazzi cominciano a diventare dei DJ che si specializzano appunto in queste tecniche e diventano l'anima della festa. I DJ mandano, utilizzando i break, il termine si chiama breakbeat, utilizzando i breakbeat appunto, mandano per ore queste successioni ritmiche di forte impatto su cui la gente balla. La gente soprattutto balla all'inizio e proprio per questo si forma una nuova danza, la danza appunto dei breakbeat, e cioè la break dance, che è quella danza che poi è diventata ormai che è diventata famosissima in tutto il nome, che proprio appunto per quello, appunto perché è relativa a questa tecnica di performance musicale, si chiama break dance. Uno dei DJ più importanti in questo periodo è DJ Grandmaster Flash,
che lavora come DJ Kulerk con 2 dischi, ma ancora di più lavora sul disco, lo stoppa, lo fa andare avanti oppure lo manovra graffiandolo con la mano, con una tecnica che appunto in inglese si chiama graffio, scratch, e che consente al DJ di suonare il giradischi. Il giradischi in questo momento diventa, da un sistema di riproduzione della musica, un vero e proprio strumento musicale. Nel prossimo video vediamo appunto DJ Grandmaster Flash all'opera sul giradischi e vediamo anche i ballerini di breakdance. E vediamo anche i graffiti, che è un'altra particolare forma d'arte legata a questa cultura. Il DJ gioca col tempo, come avete visto, gioca col tempo, inserisce sempre nuovi elementi, questi elementi sono elementi tutti strumentali, come abbiamo detto, che favoriscono una danza, la creazione di una danza completamente nuova. Ma c'è un altro elemento di queste feste molto importante, di interazione tra chi sta facendo musica e chi sta ballando e chi è presente alla festa. E sono gli MC, che sono l'acronimo di Masters of Ceremony, maestri di cerimonia. Il maestro di cerimonia chi è? È quello che prende un microfono vicino al DJ e intrattiene il pubblico. Intrattiene il pubblico come? Sotto forma di rime improvvisate. Rime improvvisate che sono legate a dire quanto è bella la festa, all'interazione con il pubblico, l'interazione che sicuramente avete sentito tante volte, per esempio nel Master Ceremony si poteva dire se io dico hip voi rispondete hop, hip hop, no? Una cosa che se potete sentire tuttora in diverse tipologie di concerti, quindi una forte interazione sul pubblico, ma introduce sempre delle rime nuove, rime che parlano di quanto è bello il posto, di quanto è importante il suo quartiere, di quanto può essere bello il suo stile di rappare. In generale, magari facciamo dopo le domande. No, volevo dire anche una cosa, anche offendersi. Allora, in questa hai detto bene, negli anni 70, nella genesi del rap, in realtà è una cosa che ancora non esiste. Si va sempre più a creare una controposizione quando si formano le battaglie di più rapper, di più freestyler, e lo vediamo tra pochissimo quello. Però all'inizio le cose che si dicono sono soprattutto che bella è questa festa, quanto sono bravo a rappare, oppure anche salutare gli amici, una maniera molto efficace di intrattenere il pubblico e in una maniera improvvisata a tempo con la musica, proprio come farebbe davvero un maestro cerimoniere. Gli MC sono importanti all'inizio del rap, però la persona più importante, il centro della festa è il DJ, ma vedremo che questo cambierà completamente. Vi ricordo, siamo partiti dal 73 e siamo ancora nei pieni anni 70. Ora vi faccio vedere come poteva funzionare una festa. Il DJ, quello che abbiamo visto prima, lo stesso che abbiamo visto prima, Grandmaster Flash, che suona i giradischi, e sopra i giradischi gli MC, i rapper che sputano fuori, si diceva proprio così, spit out the rhymes, sputano fuori le loro rime in
improvvisate. Questa è una registrazione del 78, una registrazione molto rara che tra l'altro non avevo incontrato prima d'ora perché ancora non c'erano i dischi, ne parliamo tra poco perché questa non era una musica registrata, quindi era una registrazione casalinga appunto di una festa. Sentiamo un po' per farvi capire. Fate attenzione sia al rapper che fa le rime, ma anche a che cosa succede sotto, perché si capisce benissimo come il DJ sta cambiando da un breakbeat a un altro, sta andando da una porzione a un'altra. E qui c'è la posizione di un altro tempo. Questa tipologia di incontri, di feste, che vengono definiti spesso block party, cioè feste del blocco, feste del quartiere, va avanti con questa tipologia per tutti gli anni 70. I giovani si interessano sempre di più a questa musica e nascono sempre nuovi DJ e nuovi MC che appunto reagiscono alla musica del DJ con delle rime improvvisate, e da qui deriva un termine fondamentale, che è il termine di freestyle, stile libero, che è legato all'improvvisazione nel rap. Perché è legato all'improvvisazione del momento. Una cosa che ha detto bene il professor Macchiarello prima, all'improvvisazione legata a quel momento, legata a ciò che vedo e a ciò che mi sta passando per la testa in quel momento. C'è proprio un concetto usato nel rap che si chiama top of the head, che vuol dire quello che mi sta passando in testa in questo momento, lo dico in rima. In questo modo, questi party si propagano in tutti i quartieri, soprattutto afroamericani di New York, prima nel Bronx, poi nel Queens, in tutti i quartieri ad un'alta concentrazione afroamericana. Non solo negli appartamenti, ma nei parchi, dove è possibile montare un sound system, cioè delle casse, un giradischi per mandare la musica a tutto volume. E non solo party, ma anche battaglie. Perché diversi rapper cominciano ad alternarsi sul microfono e cominciano a sfidarsi per vedere chi fa la rima migliore, per vedere chi sta più in linea con il tempo e chi riesce a essere più bravo a rispondere all'avversario con dei temi che prima sono scherzosi e piano piano col passare degli anni diventano anche di sfida, una cosa che poi nella storia del rap diventerà fondamentale, e cioè il contraddittorio tra un rapper e un altro. Sempre in questo periodo però si parla sempre di festa, si parla sempre di feste comunitarie. Anche le battaglie sono feste comunitarie in cui il vincitore è deciso molto velocemente con il rumore che fa la gente applaudendo e gridando dopo che ha finito di fare le proprie rime. Per fare il freestyle serve il DJ, serve sicuramente il sound system, ma non solo. Il freestyle si comincia a fare anche a cappella, anche senza musica, e si comincia a fare anche tramite un accompagnamento di una percussione umana, della voce umana, che mima una batteria. Questo fare si chiama beatbox, appunto, possiamo vedere un video dove c'è un grandissimo rapper newyorkese, Mos Def, accompagnato da un amico. Lui improvvisa delle rime e l'amico al parco gli fa appunto il beatbox, una batteria vocale. Get up, stand up, till I be rocking it when I be in your vicinity. All stars synergy, recognize symmetry. Call out the injury, roll down, give it click. Ain't the number till it's
Hennessy. So come on, I mean, started like Kennedy, late like a 10 to 3. When I stay, when I be, girl, say, when I keep, cause just listen to me. We are like Tennessee, take me to up. Place gold to be king without pause or delay. Give my life and relay. Don't get what he say, she say. Ain't working for no cheap bait. The most that we play. This is what the streets say. Hey, Mr. DJ, when that never broke in, that jam got me open. Decided to break it broken. From front side to side, middle to back. Never the whack. I come from Best Stop Black. From New City to be exact. Brooklyn! Ecco, in questo periodo, dal 1973 al 1979, il rap è una musica orale. Cosa vuol dire questo? Che la discografia ancora non è entrata nel rap, non si sono ancora prodotti dischi di rap. Quindi se tu vuoi sentire che cos'è il rap, vuoi sentire che cos'è questa nuova musica, devi andare alle feste, devi andare a sentire i DJ che suonano, metterti vicino, devi andare a sentire i rapper che fanno freestyle, devi esserci. E in questo tratto della sua storia il rap condivide con anche l'improvvisazione poetica della Sardegna un'oralità di fondo, perché è una musica orale. E come succede in Sardegna, le uniche registrazioni in questo periodo di rap sono cassette. Sono cassette registrate in vita, diciamo, su radione, si diceva ai vecchi stereo a cassette, come quello. Stereo a cassette messi vicini a chi canta per registrare questi poeti in rima, appunto. Nello stesso modo che si fa nelle gare di poesia. Cassette che poi vengono doppiate e che creano un mercato sotterraneo di registrazioni che poi verranno chiamati mixtape, perché ci saranno diverse registrazioni di diverse feste, diverse battaglie, e che animano la comunità hip hop. Animano la comunità hip hop che appunto è legata a una musica orale, ma che cresce sempre più di popolarità, diventa un fenomeno sempre più grande a New York, e nel 1979 incontra la discografia. Nel 79 esce Rapper's Delight, il primo disco di rap prodotto da un'etichetta newyorkese, un singolo appunto della Sugar Hill Gang, che tra l'altro la Sugar Hill Gang, i tre rapper, non rappano su delle strumentali come abbiamo visto, dei breakbeats come abbiamo visto, ma rappano sulla disco music, su un pezzo di disco music, proprio perché questa è una pubblicazione a forte impatto commerciale. Chi ha fatto questo disco voleva accontentare più mercati, ma questo crea una rivoluzione, perché porta da New York il rap prima in tutti gli Stati Uniti e poi in tutto il mondo. Questo è un pezzo di Rapper's Delight. E nel pezzo si ricrea quello che succedeva alle feste. 3 MC diversi, 3 rapper diversi che si passano il microfono. Vedete che la connotazione in questo caso però è molto legata alla disco music dell'epoca. È una rivoluzione in auto, si entra negli anni 80, si cominciano a produrre i dischi di rap che cominciano a entrare nei jukebox dell'epoca, vengono distribuiti in tutti gli Stati Uniti e, come ho detto, in tutto il mondo, ma ci sono anche delle evoluzioni tecniche importanti, che tra la fine degli anni 70 e l'inizio degli anni 80 arriva un altro strumento, che sono le batterie elettroniche, le drum machine.
Le drum machine che permettono di creare una struttura ritmica che magari si può rifare a quei modelli che abbiamo visto, ma che è completamente nuova, perché sono questa è la prima drum machine commercializzata negli Stati Uniti di media fascia e che è diventata uno standard per tutta la musica rap che tuttora dagli anni 80 viene utilizzata, che è la Roland TR-808. Attraverso una macchina come questa è possibile creare una concatenazione ritmica, tutta una concatenazione ritmica, cioè tutta una canzone, tutto un tappeto ritmico entro cui il rapper può rappare. Quindi dai DJ si passa a un'altra figura, passa alla figura del produttore, che non agisce solo sui dischi, ma può agire su queste macchine, può usare dei sintetizzatori, delle tastiere, per creare delle produzioni che servono appunto al rap, che comincia ad essere sempre più registrato. Con questa evoluzione arriviamo a un momento particolare, che è un momento in cui i rapper cominciano a capire che possono parlare non solo del party, del fare festa, dello stare insieme, ma che possono utilizzare il loro metodo di espressione per parlare della loro condizione umana, di cosa è vivere nel Bronx, di che cosa è vivere nei quartieri della comunità dove vive la comunità afroamericana, e possono farle tramite la musica. Nell'82 esce The Message, il messaggio. Grandmaster Flash, il DJ di cui abbiamo parlato prima, il grandissimo DJ con il suo gruppo DMC, i Furious Five, pubblica questo singolo che appunto vuole essere un messaggio, vuole raccontare la condizione del nero nel ghetto del Bronx e di come è difficile vivere in una situazione del genere. Questa è la copertina, vi faccio vedere un piccolo pezzo del video dell'82. L'ambientazione non è più un'ambientazione della festa, ma è l'ambientazione della strada, del quartiere. Una cosa fondamentale, che poi sarà fondamentale per tutta la storia del film. Come sentite, questa sotto è una drum machine, è una batteria elettronica. E quello che vediamo sono immagini del Bronx. Ecco, come inizia il message, it's like a jungle sometimes, it makes me wonder how I keep from going under. A volte è come una giungla, mi chiedo come faccio a non affondare. Vedete che qui c'è un cambio completo, un cambio completo di poetica, un cambio completo di immagini, di simboli. Si passa dal party, dallo stare insieme, dalla comunità, al denunciare una situazione particolare, una situazione di vita che è quella dei quartieri come il Bronx. Si passa a rappresentare una certa situazione. Il verbo represent, rappresentare in inglese, viene cominciato ad usare soprattutto da molti rapper che cominciano a rappresentare la loro condizione e quindi nei loro testi a parlare della condizione di vita loro, della loro famiglia, dei loro amici, a parlare del loro quartiere, della loro via di casa, della condizione stessa dei neri americani, della comunità afroamericana. Questa è una delle più grandi rivoluzioni del rap, perché porterà il rap a capire la cultura hip hop e chi pratica il rap a capire che con il rap puoi parlare di tutto e puoi raffrontare la tua esperienza con la cultura popolare, in generale il mondo intero. Quello che avviene dagli 80 anni in poi è una massificazione della produzione di musica rap, ma anche un'evoluzione nelle rime. Si è partito negli anni 70 con delle rime molto molto facili, degli schemi facili, A, B, B per esempio, delle rime di forte impatto ma molto molto semplici, e da
dall'inizio degli anni 80 in poi vediamo una incredibile evoluzione nella possibilità di creare delle rime diverse, degli incastri ritmici, delle concatenazioni di rime molto difficili, sempre più difficili, perché il rapper diventa anche un artista della rima, è sempre più un artista della rima e mira sempre di più a creare delle performance che sono complicate, e non solo nei contenuti ma anche nella metrica. Vi faccio vedere questo piccolo video che vi mette a confronto un pezzo degli anni 80 di Curtis Blow. Prima è molto semplice. Prima è messa alla fine di ogni verso, AABB. Arriviamo all'86. Compare this to the breaks, and it's clear the frequency of rhymes is greater, but not E ci sono rime interne. rhymes. You're also starting to see different kinds of rhymes. Indeed and proceed are internal rhymes because they happen inside the sentence. Man made a mix, and Ma anche are multisyllable. rime The multisillabe. other thing about Quindi c'è una evoluzione in atto, un'evoluzione che poi porta il rap a diventare una musica con un successo planetario, a diventare un gigante della popolare music, della musica di consumo di tutto il mondo, ed arrivare in tutte le parti del mondo come anche in Sardegna. E come succede? Perché il rap parla a tutti, parla di realtà quotidiane in cui gli ascoltatori, gli amanti del rap si rispecchiano completamente, parla di una realtà molto vicina all'ascoltatore, non come succede in altri generi, e parla magari di miti, di leggende, ma parla di che cosa è successo in quel momento, in quel quartiere, facendo riferimenti alla cultura popolare, ma parlando di che cosa succede in quel momento, e quindi avvicinandosi sempre più ai propri ascoltatori. I DJ producer poi possono campionare, possono usare per le loro produzioni, per i loro tappeti ritmici su cui i rapper poi spunteranno le loro rime, possono usare virtualmente tutte le musiche del mondo. Si è partiti dal funk, dalla soul music, ma poi il rap ha cominciato a utilizzare tutta la musica del mondo, diventando quasi un mutaforma, e tutte le musiche e nessuna allo stesso momento, perché attraverso i campioni, attraverso pezzi strumentali o presi, trafugati da diverse musiche, da musica tradizionale, da musica da ballo, da musica classica, da musica rock, si costruiscono quelle basi che poi sono il tappeto ritmico usato dal rapper per cantare. Poi ancora, i metodi di produzione per fare rap sono semplicissimi, basta una drum machine, o dei piatti e un microfono, e tutti possono cominciare a fare rap anche senza spendere tantissimo. Quindi anche questa idea che per fare questa musica non serve una grandissima strumentazione, avvicina tantissime persone in tutto il mondo. E ancora, poi ci sono i videoclip che tramite le tv musicali, MTV per prima, ma tutte le tv musicali dopo, propongono un'immagine del rap che è molto potente a livello visuale, e di cui la cultura popolare fa proprio questa immagine, e comincia a utilizzarla anche fuori dalle ambientazioni del rap, comincia a utilizzarla, vi sarà capitato anche di vedere pubblicità che utilizzano il rap, di vedere il rap in programmi televisivi che con rap non hanno niente a che fare, proprio perché questa è una forma musicale, una forma culturale ampiamente utilizzata, ampiamente scomponibile e utilizzabile anche in altri contesti, e quindi la cultura pop se ne nutre completamente. Questa è la ricetta per un successo planetario, che ha portato, questa foto riassume l'Olimpo
dei rapper nordamericani, che ne potrei anche nominare tutti, ma ci danno un po' troppo, visto che sto andando anche oltre. Porta la musica di questi artisti in tutto il mondo, favorisce il nascere di artisti e di gruppi devoti al rap in tutto il mondo, e questa è la grande ricchezza di questa musica, e parte tutto da quelle caratteristiche che già c'erano nella genesi del genere e che sono legate appunto all'improvvisazione. È un nuovo modo di intendere la musica. Io ho finito, vi ringrazio, grazie mille.